Soy chiatada ben a lavorare con il gruppo di collegas meravigliosi che sono Giorgio Monte, Nicoletta Oscuro, Manuel Butus, Federico Scride, Arianna Zanni, perché non credevi di arrivare in così poco tempo, perché all'estate relativamente poco tempo, a creare un'armonia e una capacità di lavorare insieme veramente divertente. Si divertito tantissimo, spero che anche come anche altri vi divertite tantissimo, direi di sì, sì? Boh. Violazione della privacy. L'importante è che tu dici che poi è stato per la sgrimia di Jessica. No, ma scusa, ma noi avevamo delle battute. E gli è state di sicuro che scrive di Jessica. No, dopo, questa è tutta lunga sua, è una battuta lunga. Sì. No, bella operazione, che chi non era un scherzo, perché par da buon vin pensato, come di là, ogni dun chiede so, duci attori, li maestrancis, e di là sta in una comune, duci insieme a vivi insieme. Vin pensate anche al nome della comune, si chiama Fly, sì, Friul Libar Yes, questo è il nome della comune. No, mi sono domandato tanti svolti perché sia giù della regia e mi sono dato qualche risposta perché mi mancano i chiavei, perché sono brutto, perché sono stuart. Allora lei mi ha detto di domandarmi perché mi hanno chiamato e ha detto, boh, alle scritto sul copione io imparo le sbattute, ho detto la me e vonde, se no anche me mari, pure, non mi faccio un'altra volta di non fa il frico. Toi. Caro Emilio, c'è un cielo dove può essere? Mandi, Serabi, mandi. Ma si visa non c'è molto, no? Ma sicuro che mi visiti te, io appena finito la partita, siamo quasi ho dismenteato. Boh, non è proprio che io sia di un talento, Cioè, un piel di giambi, ma dico 20 alti. Buone che se mi commenti alc, ti proprio fai simpatica te, se mi commenti alc. Tutta, amico 20. Bizine, vueli, frenos, nete veris, pressione di sgomis, insomma. Servizio completo. Cioè, Kumo? E come a quanto? No, perché so da ora. Kumo, signor arbitro. Kumo. Sì, anche perché io come voi di là, perché io come voi di là, salti. Partito. Allora, innanzitutto io devo fare una dichiarazione che è una sofferenza da fare, ma la devo fare. Io non sono veramente cioè non sono friulana. Prenditoti io varie svolti di una roba che mi smala, io non so dal dot furlane. Ma sono venuta qui quando ero bambina. O so venuto quando eri frutta che a 3D. E da quando sono arrivata qui ho cominciato a voler fare questo lavoro e quindi è iniziata la mia carriera. Appena arrivate mi sono chiattate ben a fare benzine e ho attaccato con la Corriere. È stato come un amore a prima vista, insomma. E poi... È stato come un amore col previsto. E poi è arrivato l'incontro con il friulano. E allora hai conosciuto un furlan dopo? E c'è stato subito un rapporto molto interattivo. E ho vengiato tanto insieme, io e il nome Furlan. Prima abbiamo fatto delle cose drammatiche. Prima era un disastro, io e lui baruffavo sempre. E poi è arrivato il teatro, anche quello comico. E dopo se ne lascia a teatro e ho ridotto un gronche sere. E poi, alla fine, è arrivata la televisione. E dopo lui l'ha attaccata a voi sempre di filmanus quando era in Bessoi. E Katia è un po' tutto questo. E allora lui era attaccata con la mamma Katia. No! Mio amico Charlie Brown.
Partisi la verità, avresti invinciuti artisti. Ah, e allora ci vieni sto a fare tutto il casino qui? Di po' frutta e ciale che io giocavi con gli artisti, Ma sei tu fuori? Artistio, Katia. Stupido, umilio! All'estate biel, anche se è difficile, perché si doprava in due mus di fare le riprese, una a telecamere fisse che riprendeva la situazione poi totale e dopo la soggettiva veniva fatta con l'occhio, che l'occhio no? Che io non mi visavi mai di chialà, o chialavi sempre di un'altra banda e allora sempre qualche che mi diceva chiale là, ma alla fine mi pare di aver imparato, ho imparato, mi pare di sì, bon. All'estate biel, all'estate un gruppo di lavoro bielissimo, si sente ben anche coi tecnicos, che non è sempre così semplice, ieri in BA, Frus, Ninins, Coccoli, insomma di tutto e di più. Sul segreto, riduciti te via, si offetti senza giurare, entrate col diavolo a sovare, entrate col diavolo a sovare. E non chi riduci, c'è fuori sta il camping, finché l'estro dal destino, non fa sarà più di cambiare, non fa sarà morte di cambiare. Vieni. Ecco, allora perché la prima roba. No, aspetta, tu, il fatto è che tu hai metti la telecamera dal piantone in base a destra alla divina fuori la farfallina, no? Così ho sparagnin sulla grafica, no? Massimo. Ecco, vuole rilasciarci qualche dichiarazione a proposito di questo lavoro? È molto dura perché È dura. perché la montiamo di settimana in settimana. È dura perché la montiamo di settimana in settimana. Potete non usare questo termine montare perché poi la traduzione viene strana. Viene male in friulano. Ecco, calvedi in davanti. Praticamente domani la montiamo quella di domenica. Ecco, domani mettiamo a posto che è di domenica. Ok, come potete sviodi il gruppo è affiatato e variopinto. Ho tecniche competenze di tutti tipi e quasi anche quel che è le daur alle brave. A to studiare di avvocato. No, io, la memorosa, Jessica. La tomorosa. La memorosa. La memorosa. Ti ha molato. Molà, ti ha chattato ma là se scrivevi la mignove canzone, là se che diventi un artista e tu vioderà se non torni donge. Il fatto è che non mi viene più l'ispirazione, no? Sempre che allora non ti veniva neanche quando io suonavi la batteria tal gruppo. Tarcisio, tu non tu suonavi, tu battevi a casa. Perché tu cantavi sto? Tarcisio, va via di qua! Via un tubo. I fight all they kill the world with smoke and petrolio. C'è? Io scombatto contro i due che coprono il mondo con smoke e il petrolio e io la mia battaglia che chi? E tu has di mia scombatti la tua battaglia, chi di me? Chi di un tuo amico che al viv col vendi benzine? Ma c'è figure fasio, che ad onge di un cartello con scritto chi vende benzina avvelena anche te, digli di smettere. Quando che ho suonato insieme, non tu eri scusa insensibile. Ma c'è insensibile, Tarcisio, va via di qua, va via! Ecco, a tu vuoi dire una roba per Furlan, perché no, ai forest insegnano a chiacchierare a Furlan. Dai. Ora, dimmi, Pasquale, c'è stato detto per Furlan? Chiacchiere tagliato. Sì, cosa? Parla in dogat. Indogat, ok. Tu puoi chiacchierare tal to lengat. Puoi parlare come ti pare. Va bene, parlo come mi pare. Dimmi. Come ti sei trovato a lavorare con noi? C'è molti sei chiacchierata a lavorare con noi. La doppia traduzione abbiamo qui. Bene, la doppia traduzione. I frose sono simpatici, specialmente quel cozzone. Allora, è stato difficile il lavoro o ha faticato tanto assai? È stato facile lavorare con loro o tu fate tante fatiche? Ma diciamo che è stato abbastanza facile, anche se abbiamo avuto problemi in alcuni momenti, ma non dovuti da noi, non da voi, ma dalle condizioni atmosferiche. Ecco, non è stato né facile né difficile, ma gli unici fastidi come voi sono stati per via dal tempo. E il tempo non è galantompo, il tempo è difficile. Tu, durante le riprese, hai imparato altro per Furlan? Durante queste riprese, hai imparato qualche cosa nella nostra lingua? Una cosa. C'è hai imparato? Mandi. Mandi? Hai imparato anche a fare le mandi, no? Dove a dire?